12° congresso della SAB di Agrigento, Federazione Autonoma Bancari. Siamo con Camillo Bongiovì, segretario provinciale uscente. Ecco, tante le problematiche oggi del settore bancario, stiamo vedendo alla luce di quanto è successo anche nazionalmente, e i forti tagli, i forti accorpamenti. Insomma, non è un momento semplice per le banche, per la sua clientela e anche per i suoi dipendenti. Non è un momento semplice per le banche, per la clientela e in modo particolare per i lavoratori, per i dipendenti. Stiamo assistendo a degli esuberi importantissimi, numeri astronomici, esodi importanti. Se pensiamo che quest'anno, nel mese di dicembre, da una banca importante, dico Unicredit, usciranno almeno 5.000 persone. Per cui è un sistema un po' marcio, che va rivalutato, che va rivisto, e questo è il compito del sindacato. Si paga anche, diciamo, verso le imprese. Ultimamente le banche fanno la politica dei rientri, spesso senza tenere conto anche delle difficoltà che il territorio ha. Guardi, questo è un problema che io sempre personalmente ho portato avanti. Il problema delle imprese che non danno credito importante alle imprese, e vediamo quello che succede, se ne chiude una al giorno, ma vediamo anche la chiusura di agenzie. Molte agenzie la mattina le trovi che lavorano, l'indomani le trovi chiuse. Questo sempre per quel famoso accorpamento di agenzie, accorpamento di banche, accorpamento di personale, per cui è un momento grave, un momento che tutti assieme dobbiamo risolvere, non soltanto la FAB, ma insieme agli altri sindacati con un grande spirito di collaborazione. Velocemente, ecco, la provincia di Agrigento qual è la situazione, se ci può fare un quadro occupazionale? La provincia di Agrigento è una provincia che sta avendo molti esuberi, la gente sta andando via per paura del TFR, per paura delle nuove leggi sul Jobs Act, per paura di tante altre cose, per cui abbiamo tanta gente che se ne va via, ma non fanno assunzioni, questo è il problema, che fanno andare la gente, nonostante ci sia un fondo per le assunzioni, non fanno assunzioni. Tra le problematiche trattate oggi nel mondo della banca c'è quello della pressione che si fa ai clienti per l'acquisizione dei prodotti bancari. Sì, molte banche si sono ritrovate a coprire i loro bilanci facendo pressioni commerciali sui nostri lavoratori, causando loro praticamente uno stress da lavoro correlato che non è da poco, in quanto la vendita di prodotti non adeguati alla clientela ha portato quello che noi sappiamo, quelle 4 banche che hanno messo il sistema, diciamo, in crisi, anche perché la fiducia, diciamo, dei risparmiatori viene in meno. Ma i lavoratori, non conoscendo comunque quello che gli viene indicato di vendere, e comunque le pressioni commerciali sono talmente forti che professionalmente il lavoratore si sente mortificato. Quindi la Fabi ha pensato di sottoscrivere un accordo l'8 di febbraio con l'ABI, le segreteria nazionale, proprio per prevenire queste pressioni commerciali all'interno delle aziende, costituendo 2 commissioni, una nel territorio e un'altra a livello nazionale, così da monitorare e chiarire meglio il prodotto che viene venduto al risparmiatore col MiFID 2, quindi ci sono degli allegati nell'informativa che dovrebbero chiarire ancora meglio il prodotto che il cliente va ad acquistare.